I furbetti del ticket hanno le ore contate, braccati dalle fiamme gialle che lanciano la sfida ai falsi poveri. La Guardia di Finanza in Veneto ne ha già stanati 2300, un numero incredibile in pochissimo tempo e su una zona limitata. Finora i controlli hanno riguardato 5 ULSS su 22 di tutta la regione, un malaffare diffuso che anche il governatore Zaia vuole stroncare. Chi non paga il ticket lo fa pagare, a chi non lo può pagare indirettamente lo fa pagare. L'operazione nasce da un'alleanza tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza. I controlli, condotti su 30.000 prestazioni in esenzione per disoccupazione e reddito, nel biennio 2009-2010 mettono il dito nella piaga. Ci sono 2.300 falsi poveri, di cui 74 nell'ULSS 4 dell'Alto Vicentino, che conta 190.000 assistiti e 1.222 esenti. Tra i 74 falsi poveri, anche un imprenditore disoccupato con un reddito sopra i 100.000 euro. Dovremmo appendere i nomi fuori dagli sportelli degli ospedali e chissà che qualcuno scopra anche che il vicino di casa è facoltoso a fare ste robe.